Grazie alla dottoressa Visentini, grazie all'assessore per questo invito in questo luogo direi importante per la scienza e anche per la scienza della sostenibilità, ecco, inserirsi in un percorso che tratta un tema che ci riguarda tutti, anche perché la scadenza dell'agenda ONU è dopodomani. Poi degli obiettivi, 17 goal molto ambiziosi, però bisogna avere un faro, una frontiera. E il percorso che abbiamo fatto noi assieme al mio gruppo di ricerca ormai da tanti anni effettivamente si inserisce molto bene a partire dal 2015, ma direi anche prima, in quelli che forse qualcuno ricorderà erano gli obiettivi del millennio. Senz'altro nell'attuale agenda ONU il percorso che contrasta lo spreco alimentare, le perdite, diciamo dal campo alla tavola, riguarda molto l'obiettivo 12, quello che dice una produzione e un consumo responsabile. Già questa aggettivazione, la responsabilità, questo termine è importante, però siamo ben dentro e forse farò un focus più sull'obiettivo 1 e quello 2, cioè la povertà e la fame, perché effettivamente siamo dentro una sorta di bolla di cui io stesso non mi sono reso conto fino a qualche anno fa, venendo io diciamo da studi e applicazioni della cooperazione internazionale. Io vengo da Trieste, quindi abbastanza vicino da qui, e ho iniziato a studiare l'economia di piano, per dire un po' anche la mia età, insomma, c'era ancora il muro, stavo vicino al confine con la Jugoslavia e quando è caduto il muro mi sono trovato di fronte a quella che è stata un po', diciamo, una transizione, si diceva allora, dal piano al mercato, che ha, se vogliamo, portato l'attenzione del mondo dal terzo al secondo, che era appunto quello che conoscevamo di meno. E quindi ho visto tutte, diciamo, quelle attenzioni che diciamo in qualche modo erano per i paesi in via di sviluppo, per l'Africa, per il Sud America, che in qualche modo poi si traslavano verso il secondo mondo rispetto alla fame, a mangiare in un modo diverso, a mangiare di meno, a soffrirla. E mi colpiva molto negli anni 80-90 il dato diciamo della povertà alimentare, diremo forse la fame, la denutrizione, la sottonutrizione. Poi a un certo punto nel tempo mi si è aperto, come dire, una sorta di finestra, non so come chiamarla, perché si è veramente aperto il dato che in qualche modo era l'opposto. E quindi adesso non è che vi devo raccontare la storia della nostra ricerca e delle nostre applicazioni, ma fate conto, 15 anni fa a un certo punto uno incominciava già a notare nelle statistiche internazionali, quelle della FAO, che assieme al numero degli affamati, dei denutriti, dei sottonutriti, prevalentemente concentrati in quelli che noi chiamiamo ancora paesi in via di sviluppo, si contrapponeva un numero che sembrava un po' il contrario, cioè il sovrappeso e l'obesità, che pian pianino ha incominciato a essere, e vi dico il dato più recente, più attuale, è il doppio rispetto a quello che contabilizza la FAO sull'insicurezza alimentare. L'ultimo, adesso vado un po' a memoria, 862 milioni di persone che nel mondo, e non più soltanto localizzate nei paesi in via di sviluppo, pensate che l'Italia ha 6 milioni di poveri alimentari, poi su questo farò un focus, diciamo, a parte, e quindi una parte, diciamo, di questi affamati, di questi 862 milioni, stanno anche nei paesi cosiddetti sviluppati, anche attorno a noi, ma più del doppio di questo numero sono le persone in sovrappeso e in obesità. E la stima, diciamo, da qui al 2030 e la proiezione al 2050 è che più di metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso o obesa. Ma questo non vuol dire che uno mangia troppo, quindi diciamo c'è un eccesso di nutrizione. In realtà il sovrappeso e l'obesità, 1 miliardo e 600 milioni di esseri umani oggi, deriva da quella che si chiama malnutrizione, quindi come quelli che mangiano poco, però in questo caso nel primo è per difetto, per eccesso, cioè mangi troppo ma soprattutto male.
Quindi quello che conta in questa contabilità in realtà è una nutrizione, diciamo, non corretta, una nutrizione in eccesso, ma in eccesso rispetto ai nutrienti, rispetto al valore nutrizionale di ciò che le persone ingeriscono sostanzialmente. Il problema, diciamo, che poi ha un risvolto, diciamo, economico, sociale, ambientale molto importante, ed è per questo che io, diciamo, nelle conferenze che sto facendo quest'anno, nelle ultime cose che ho scritto, focalizzo su questo tema, perché non è colto, diciamo, nella sua dimensione, diciamo, di impatto, sia economico, sia sociale che ambientale, perché poi l'obesità è vista come uno stigma. In realtà è una patologia che ha diverse cause. Io la tratto coi guanti, nel senso che poi io sono un agronomo di formazione, quindi cerco di stare nel mio, diciamo un economista agrario, ecco, per essere più preciso, un economista applicato. Poi dopo, se avete, voglio vedere, adesso non riesco a guardare quello che dico, se lo prende esattamente, però sono molto curioso di questa, diciamo, di questo sistema che mi pare molto, molto furbo, fra l'altro. Forse dovrei anch'io, poi ditemi, se non mi prende bene vuol dire che sono io che parlo troppo veloce, che parlo male, cerco di adattarmi. Però è per dire che, diciamo, questa patologia, che è così riconosciuta dall'OMS, poi se è una patologia, una malattia, va curata perché ha degli impatti. E se prendiamo solo quelli sulla salute, sovrappeso e obesità portano alle malattie di origine cosiddetta metabolica, il diabete, le malattie cardiovascolari, potrei andare avanti, che evidentemente devono essere curate, dovrebbero essere curate e che hanno un impatto anche economico, un costo sanitario importante. E la cosa sulla quale, diciamo, l'aspetto sul quale vorrei entrare, questo spreco metabolico, che è un termine che non si capisce bene in realtà perché è molto medico, ve lo provo a spiegare così un po' diciamo in modo semplificato. Potremmo chiamarlo anche, si chiama anche così, spreco calorico. Fate conto che io, uomo, professore universitario, col mio stile di vita, la mia età, mettiamo che abbia un fabbisogno calorico di 2000 calorie. Tu ne hai un altro, lei un altro, e ognuno ha il suo sostanzialmente. Ecco, mettiamo il mio caso, così parlo di me stesso, poi non so veramente se io ho bisogno di 2000 calorie, ma è una cifra, come posso dire, tolta. Se ne consumo 4000, mangio per 2, ma non è tanto quello il problema, dipende il valore nutrizionale di quelle calorie. Se vado, diciamo, su quello che si chiama anche comunemente junk food, cibo spazzatura, costa poco, mi sazia e ha però un valore nutrizionale, un costo basso, ma anche un valore nutrizionale molto basso, questo poi ha un impatto sulla mia salute a partire dalla dieta. E da pochi anni, assieme a dei colleghi dietisti e nutrizionisti, siamo entrati in questa dimensione che è assolutamente impressionante, tanto che per cercare qualche lettore in più, perché i saggi scritti su carta, io insomma sono della generazione della carta e apprezzo molto questo, diciamo, questo booklet, con fra l'altro complimenti per, diciamo, i temi e per il percorso che avete studiato, sono contento di farne parte. Dicevo, ho scritto un thriller su questo tema che si chiama Globesity, se non ce l'avete ve lo mando per la vostra biblioteca, è una fiction, quindi è proprio un romanzo. Cercavo un modo per farmi leggere, perché i saggi, insomma, vanno un po' agli specialisti, ce la raccontiamo un po' fra di noi, però magari sono difficili da leggere. E allora, tra l'altro all'università abbiamo questa nuova metrica di valutazione, che si chiama terza missione, che non è necessariamente terza età. Quando tu, diciamo, porti le tue innovazioni, le tue scoperte, la tua ricerca e cerchi di divulgarla, cercando, come nel nostro caso, poi di applicarla alla società.
in modo che poi abbia un effetto. È una forma poi, se ci pensate, di restituzione. Noi siamo dei ricercatori pubblici, veniamo peraltro pagati e direi anche bene nel contesto generale dallo Stato, e quindi poi credo che sia anche un obbligo restituire. Se poi questa restituzione viene anche valutata, io sono contento, perché fa parte proprio del mio mestiere. Allora, pensando a cosa si legge di più, diciamo, ho cercato proprio diciamo il romanzo. In realtà è un thriller, perché c'è anche un po' di suspense, c'è qualcuno che muore, uno solo, sesso veramente poco. Infatti l'editore mi ha detto, però insomma bisognava un pochino, io il colpevole l'avevo messo alla terza pagina, perché noi ricercatori la scoperta è subito, poi dopo te la dimostro. Mi ha detto no, aspetta, il maggiordomo deve essere alla fine. Insomma, è stato anche molto interessante questo esercizio di scrittura, si chiama Globesity, la fame del potere, e il senso è proprio di trattare questo tema, quello dello spreco metabolico. Se io ve la racconto dal punto di vista scientifico, prendo qualche nutrizionista che magari poi mi dice no, non si dice così, no, tu sei un economista agrario, non puoi parlare di spreco metabolico. Ecco, nella fiction, che però vi assicuro ogni parola, ogni dato che c'è dentro, ogni dialogo è certificato dal punto di vista scientifico, e laddove io non sapevo ho chiesto a colleghi, bello essere all'università, perché poi diciamo guardano, leggono e dicono no, questa invenzione che ti sei appunto inventato non è proprio verosimile, perché io cercavo appunto la fiction, l'invenzione, ma verosimile, cioè qualcosa che potrebbe effettivamente succedere. Ecco, adesso non vi racconto ovviamente quello che succede nel romanzo, ma il tema, e qui lo tratto comunque in un modo, spero, comprensibile, perché diciamo il punto di partenza è come facciamo se guardiamo il dato globale e sommiamo, così adesso lo facciamo, lo trasliamo come poi sono gli SDGs dell'agenda ONU per il mondo. Allora, ci sono 862 milioni, saranno un po' di più, saranno un po' di meno, però andrebbe con l'apostrofo, lo dico all'intelligenza artificiale, no, lo dico che magari il machine learning così si corregge un po', chissà se poi dice il machine learning, bravo, molto bene, si scrive esattamente così, è stupefacente comunque, non solo questo, ma io chiedo a chat, non so dire l'acronimo, quindi dico chat, avete capito tutti, chiedo ma Andrea Segre cosa dice dello spreco alimentare? E vengono fuori delle cose che io non mi ricordavo di aver detto. E ho detto però, magari 10 anni fa, 15 anni fa, no, dicevo, facciamo una somma così ci rendiamo conto della magnitudo del problema. 862, saranno appunto un po' di più, un po' di meno, diciamo gli affamati. 1,6 miliardi sono, diciamo, le persone in sovrappeso o obese. Ecco, fate conto che gli obesi a oggi sarebbero 600 milioni. La tendenza è aumentare sia da una parte che dall'altra. Facciamo la somma, sono 2,5 miliardi circa di persone. Ecco, su quanti siamo? 7 più o meno, quindi diciamo un terzo circa, un po' di più di un terzo, in crescita dalle due parti, cioè nei due estremi. Poi se sommate, o se affiancate, più preciso, il dato proprio dello spreco e della perdita, un terzo di ciò che si produce a livello globale intendo prodotti agricoli che poi diventano alimenti per noi, si perde o si spreca, ma è stato prodotto, è stato trasformato, è stato distribuito, è arrivato sulle nostre tavole, poi è finito nel bidone della spazzatura, e questo produce, e mi fermo coi dati, il terzo posto, diciamo, dell'inquinamento, o meglio della produzione di CO2, cioè di gas climalteranti che modificano il clima. Adesso direi che noi siamo stati perfetti, nel senso che ha iniziato a diluviare praticamente quando tutte le persone sono diciamo entrate, e io vi tengo finché non smette. L'accordo con la direttrice è questo, ve lo dico perché tanto dobbiamo stare qui, il clima è perfetto, si sta molto bene. L'assessore mi diceva alle 8 il museo chiude, forse riesco ad arrivare se finisce, e ci troverà probabilmente ancora tutti qua in attesa, diciamo, che il clima fuori migliori. No, dicevo,
questa produzione di gas climalterante, se sommiamo perdite e spreco, è al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti, quindi una parte importante del cambiamento climatico o del riscaldamento globale, perché hai prodotto un alimento, hai irrigato, hai usato l'acqua, la superficie agricola, l'hai trasformata, trasportata, hai usato energia e poi alla fine la getti via e devi pure smaltire il rifiuto. Quindi vedete che siamo in un sistema dal punto di vista agricolo, alimentare, ambientale non squilibrato, diciamo di più. Allora, partire dallo spreco calorico metabolico ci consente di entrare, diciamo, in tutti e tre gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma in realtà è collegato a tutti gli altri, quindi la povertà, la fame e la produzione e consumo responsabile, perché in realtà guardando i dati, e qui vi riporto gli studi che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni con un osservatorio che si chiama Waste Watcher, che è, diciamo, lo strumento che utilizziamo per la campagna Spreco Zero, per la giornata nazionale di prevenzione, per avere dei numeri, per capire quello che sta succedendo, viene fuori un'evidenza controintuitiva, cioè non ti viene da pensare, e cioè che paradossalmente chi spreca di più e subisce, diciamo, lo spreco metabolico e tutte le sue conseguenze, quindi non solo uno spreco di tipo quantitativo, ma anche uno spreco, diciamo, di tipo qualitativo, perché questo è lo spreco metabolico, la qualità dell'alimentazione, sono le classi sociali più povere. Uno gli verrebbe da dire, ma in che senso? Uno è più povero, vi citavo prima 6 milioni di poveri alimentari, circa la metà vengono assistiti, cioè sono poveri assoluti, quindi c'è Last Minute Market e tante altre iniziative che recuperano il cibo a fini solidali, la Caritas ovviamente, recuperano il cibo a fini solidali, le eccedenze che ci sono, stanno diminuendo ma ci sono ancora, e nutrono queste persone. C'è un programma europeo, circa metà. L'altra metà, circa, di questi poveri alimentari assoluti arriva a fine mese a stento e va a comprare qualcosa, ma la qualità dell'acquisto e la quantità dell'acquisto e la qualità dell'alimento in realtà sono molto, diciamo, basse. Dico, non verrebbe da pensarlo proprio perché tu dici, beh, sei povero, o vieni assistito e c'è qualcuno che lo fa per te sostanzialmente, oppure acquisti di meno se sei povero relativo, cioè comprerai di meno cibo. In realtà avevamo questi dati sotto gli occhi, a un certo punto ci hanno colpito un paio di anni fa, viene fuori, adesso vi do a memoria qualche dato, cioè a memoria non mi sbaglierò comunque perché li so bene. L'ultima rilevazione che abbiamo fatto sullo spreco alimentare in Italia, in media, guardiamo al consumo, quindi prendiamo tutti noi consumatori, quindi è lo spreco domestico, stiamo, diciamo, nelle nostre case. Non parliamo quindi di perdita nei campi, di perdite nell'industria o nei supermercati o del consumo extradomestico, la ristorazione, che peraltro vi devo dire è minima in realtà, ma prendiamo quindi noi stessi, cioè il nostro consumo domestico. Il dato medio, indagine su campione rappresentativo, febbraio 2024, è 560 grammi, si fa su una settimana perché, diciamo, è la metodologia più corretta. Lo ripetiamo questa indagine sullo stesso campione rappresentativo della popolazione in un'altra parte dell'anno, cioè adesso. La dieta è diversa, gli acquisti sono diversi, si mangia in modo diverso ed effettivamente lo spreco domestico cambia. Vi do il dato di febbraio, rispetto all'anno precedente è aumentato del 8% rispetto al febbraio dell'anno prima. C'è stato un leggero incremento. Ecco, anche lì non è detto che sia una notizia negativa, poi vedo che quando esce sui giornali lo spreco alimentare aumenta, poi bisogna vedere cosa c'è dentro quei 560 grammi, la frutta, la verdura, il pane, il latte, prodotti, diciamo, alimenti che faremmo bene a mangiare, diciamo, piuttosto che gettarli nella spazzatura. In realtà, guardando quei dati, guardando i primi 5 prodotti che vi ho appena detto, sono poi
dei grammi precisi, uno capisce che sta gettando nella spazzatura una dieta sana, una dieta sostenibile, quindi si deve interrogare, e poi lo faccio verso la fine, perché gettiamo via questi prodotti. Ma se voi moltiplicate questi 560 grammi per il numero di settimane, per il numero di consumatori, non è correttissimo il calcolo, perché diciamo c'è una differenza settimanale, ma lo facciamo adesso così per semplificare. Si vede che alla fine sono circa 30 kg pro capite all'anno, però se moltiplichiamo poi, ed è questo il dato interessante, per il valore medio del prodotto, il prezzo medio del prodotto sprecato, ecco, siamo intorno a 7 miliardi e mezzo di euro, che è un po' meno della metà di un punto di PIL del nostro paese, ed è solo il valore medio di quello che noi abbiamo acquistato al supermercato o da qualche altra parte. Tenete conto che non ci ho messo, e ve lo risparmio qui, il valore del capitale naturale che si può stimare che abbiamo utilizzato per produrre quell'alimento, il suolo, l'acqua, l'energia, tutto il ciclo di vita, e poi soprattutto a valle il fatto che voi, adesso diciamo è un noi, perché è un dato medio del paese, abbiamo gettato via, e quindi dobbiamo poi pagare una tassa, una tariffa per smaltire quel prodotto, quindi con un costo economico e poi anche un costo ambientale, perché diciamo il processo di incenerimento non è proprio neutro dal punto di vista ambientale e neppure climatico. E già questo come dato medio espresso in valore ti colpisce un po'. Ti colpisce, poi è talmente grande da un certo punto di vista che magari non ti ci ritrovi, però provate, e poi vi darò un'applicazione, anzi ve la do subito se avete voglia di scaricarla, è gratuita, non profila, l'abbiamo fatto all'università, si chiama Sprecometro, dove puoi misurare il tuo spreco arrivando sopra o sotto quella media, quel dato medio dei 560 grammi. Se uno si fermasse alla media direbbe insomma, tanto poco. Allora, nel dubbio l'abbiamo messo, e adesso la rilevazione la stiamo facendo adesso per l'Italia e per gli altri paesi, ne abbiamo fatti 12 o 13, per vedere quanto si spreca in Giappone, molto meno, quanto negli Stati Uniti, 3 volte di più, Canada, Germania, Brasile. Abbiamo fatto un po' una mappa, complicato da fare, anche un po' costoso, adesso lo stiamo facendo diciamo negli anni, quindi anche uno vede come è messo. Non vogliamo fare delle classifiche, però se in Giappone sprecano di meno e negli Stati Uniti di più, ci sono delle motivazioni, e a noi quelle interessano, perché come ci sono delle motivazioni ci sono anche dei rimedi, cioè l'obiettivo del lavoro che stiamo facendo è poi di ridurre ovviamente lo spreco e dare degli strumenti per questa riduzione. Però se uno si fermasse alla media, già magari sarebbe contento, si perde quello che vi dicevo prima, perché se uno va a vedere, scorpora cosa che abbiamo fatto, i dati per area geografica, nord, centro, sud, regione, classe sociale ed economica, diciamo poveri assoluti, poveri relativi, ceto medio, ceto ambiente, ci sono delle differenze incredibili. È la cosa che negli anni mi sorprendeva sempre di più, finché ci siamo fermati a studiarla veramente, ad analizzarla, e il risultato sarà diciamo pubblicato fra pochissimo. Si è visto che le classi meno abbienti sprecano di più, ma di molto in realtà. Se il dato medio è 5,60, diciamo il povero relativo dal punto di vista economico, il ceto popolare l'abbiamo chiamato, spreca il 17% in più. Il ceto diciamo medio-basso il 7% in più. Mentre i ceti più alti, diciamo quelli fra virgolette più ricchi, non so adesso c'è qualche ricco nel nostro paese, però diciamo noi non prendiamo proprio stiamo nella gaussiana, insomma stiamo un po' dentro alle parti più popolate, sprecano di meno. Allora ci siamo concentrati sui più poveri e per capire perché sprecano di più, perché è controintuitivo. Io da altri dati vedevo che acquistano molto di meno. Poi siamo entrati guardando un po' il carrello della spesa, vedendo cosa c'è dentro, e abbiamo visto che
così vi faccio due esempi di spreco quantitativo e di spreco qualitativo, ce ne sono tanti altri, però mi fisso su due perché poi dobbiamo stare qui fin le 8, ma insomma poi il tempo c'è, ma adesso non voglio perdermi. Ecco, fate conto che il povero relativo va in un supermercato, qui non è una questione di hard discount, di supermercati di alto livello, non li cito, ma non perché non voglia, perché possiamo generalizzare. Prendi, diciamo, la frutta last minute perché c'è un'offerta a 0,99 e ti porti a casa qualcosa che in gran parte diventa già rifiuto alimentare, l'oggettivia non riesce a consumarlo, per fare un esempio, piuttosto che hai fame, hai poche risorse economiche, vai sul costo della caloria il più basso possibile e prendi veramente cibo spazzatura, che non finisce in questo caso nella spazzatura, non va come rifiuto alimentare, ma va nel tuo stomaco con degli effetti, come dicono i miei colleghi nutrizionisti, molto negativi sulla salute e sulle malattie appunto chiamate metaboliche, e da qui spreco metabolico. Allora il tema, come dire, anzi la questione mi viene da dire è importante. Tra l'altro ha fatto discutere un anno fa ormai, diciamo quasi un anno fa, un'uscita del ministro dell'agricoltura, forse qualcuno la ricorda, che disse che i poveri mangiano meglio dei ricchi, e che fece discutere molto, fra l'altro. Ebbe questo merito, diciamo, mettiamola così, nel senso che io che avevo sti dati sotto ho detto ma non mi risulta proprio, dove l'avrà tirata fuori questa cosa? Abbiamo guardato tutta la letteratura perché pensando ci sarà qualcuno che avrà scritto, che avrà detto, che avrà dimostrato, e potrebbe sfuggire qualcosa. In effetti non c'era nulla, ho riascoltato tutto un paio di volte per capire, poi ho capito il contesto perché poi seguiva, diciamo, la frase non era soltanto questa, andava avanti dicendo perché vanno a fare la spesa dal mercato contadino dove i prodotti sono più buoni, costano di meno e così via, perché quello era il contesto in cui lui parlava, quindi diciamo aveva un senso quella affermazione, diciamo che poi anche questa seconda parte ho cercato di capire se era dimostrata e in realtà da quello che vi dicevo prima assolutamente no. Però questo ci ha stimolato diciamo a indagare e abbiamo capito utilizzando i dati Waste Watcher che vi ho appena detto, guardando come si scorporano per area geografica, per composizione familiare, per reddito, c'è la dimostrazione, diciamo, palese che effettivamente, diciamo, i poveri mangiano peggio, sprecano di più e si ammalano ancora di più, però poi ci siamo resi conto, diciamo, che anche le statistiche, diciamo, ufficiali, quelle dell'Istat, il rapporto della Caritas sulla povertà perdevano qualche pezzo. E allora ci siamo messi con una collega di Udine, ma dell'Università di Trento, la professoressa Pertot che è qui davanti a me, e uscirà un saggio adesso il 30 agosto che si chiama La spesa nel carrello degli altri, l'Italia e l'impoverimento alimentare, dove abbiamo trovato con un approccio diciamo da microstoria, ecco quello che si faceva una volta analizzando e trovando singoli casi che però rappresentano dei piccoli universi che messi assieme rappresentano poi la totalità, e ci siamo resi conto, pensate allo stimolo di questa frase così di un anno fa che insomma ha lasciato un po' perplessi tutti, però da lì parti e ci siamo resi conto che in realtà questi 6 milioni di poveri alimentari sono assolutamente sottostimati e che possiamo definire piuttosto un impoverimento alimentare che riguarda anche classi, diciamo, sociali e economiche molto più elevate. Quindi in Italia si mangia male, nonostante una narrazione, insomma, il cibo è dappertutto, tutti fotografano questi piatti e li mettono sui social, una cosa che io lo dico, ma mi sembra un po' così, non so come definirla, è meglio che poi non si, perché dovrei usare un termine che secondo me non capisce,
ma un po' forte, diciamo, mi sembra una roba, diciamo, come diceva Fantozzi, una boiata pazzesca, mettiamola così, insomma, perché fotografi sto cibo e lo metti sui social, cos'è sta roba? C'è una bolla sul cibo, dove tutto alimenti, dieta mediterranea, poi viene fuori nel romanzo, nella fiction, è tutto su questo, che la dieta mediterranea non la pratica nessuno. Cioè noi la vediamo rappresentata da tutte le parti, il cibo, il made in Italy, la dieta mediterranea, la salubrità, la longevità, arrivi a 130 anni in salute, sarebbe bellissimo in realtà anche per me avere questo obiettivo, e poi dopo guardi gli indicatori, c'è un indice che calcolano i nutrizionisti, si chiama indice di aderenza alla dieta mediterranea, che va da una scala da 0 a 24, noi siamo il paese, siamo a 12, quindi siamo diciamo a metà, dei paesi che hanno ricevuto il riconoscimento UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità, dieta mediterranea, che poi è uno stile di vita, non è solo la piramide alimentare, noi siamo quello che si è allontanato di più, quindi tutto un fake da un certo punto di vista. Allora, molto interessante, perché alla fine il tema che viene fuori, diciamo, è perché siamo arrivati non solo a sprecare del cibo, e già questo, con i dati che vi dicevo prima, per l'Italia sembra così un po' strano. Poi adesso vi guardo, siamo della stessa generazione, si fa più fatica per dire, adesso io vi dico, oggi è il 22 di luglio, avete comprato uno yogurt, fanno bene, gli yogurt hanno tanti fermenti lattici, fanno bene al microbioma, si previene sicuramente il sovrappeso e l'obesità, tutte le cose che vi direbbe un nutrizionista. L'avete acquistato al supermercato, avete preso quello che scade dopo, è vero, no? Perché andate tutti, io dico quello che faccio io, vado il pollice opponibile, prendo quello che scade fra 15 giorni, dopodiché lo imbosco nel frigorifero pensando a questo elettrodomestico che abbiamo a casa che gli scomparti siano tutti uguali, poi dipende da frigorifero a frigorifero, ci metto, non lo so, del formaggio più avanti, piuttosto che un caspo di scarola, e a un certo punto sto yogurt mi appare il 23 domani mattina scaduto. Adesso io sono sicuro che voi non è che pensate che a mezzanotte e un minuto del 23 sti fermenti lattici tutti contemporaneamente, che peraltro sono 10 miliardi, si suicidano e la mattina lo yogurt non è consumabile. Però vi assicuro che una buona parte di noi, non di voi, vi vedo, ma per dire dei miei studenti, e li vedo in aula, come mi guardano, quelli poi attenti, cioè non sto che uno butta via la roba, no, è scaduto, cioè non lo mangio mica, chi di noi non aprirebbe la mattina la confezione, guarda lo yogurt, così con una certa intensità, ci metti un dito, assaggia, lo annusa e poi capisce che dalla sera prima non è cambiato moltissimo e se lo mangia. No, ci sono diciamo tanti casi che poi alla fine la somma è molto importante, per cui addirittura neanche per dire lo apri, svuoti il contenuto e lo metti nell'umido, che così almeno ha una seconda vita quel fermento, perché comunque poi si fa un altro giro mettendolo nell'umido. Invece butti via tutto assieme, contenuto e contenitore, neanche differenziandolo, la plastica, l'alluminio, il packaging di carta magari. Ecco, vedete che quello che sembra una banalità, se poi la sommate per un comportamento che non è di spregio, butto via perché è scaduto, mi fa male, e non è consapevole, non è informato, non è... Quindi, diciamo, l'antidoto principale, quello che viene fuori in questo libro, nel thriller, ovunque, quello che abbiamo scritto è che davvero in un paese come l'Italia la cosa paradossale è che non abbiamo l'educazione alimentare nelle scuole, in un momento in cui sarebbe, diciamo, fondamentale. Sembra una banalità dirlo in un paese che si sostiene molto sul cibo e che ha delle eccellenze oggettivamente, che ha un export molto importante, quindi anche un peso economico, poi dopo, sommando spreco, povertà e malattie legate all'alimentazione, siamo in una condizione molto negativa, con una prospettiva, diciamo,
tendente al peggioramento molto rilevante. E allora la domanda che ci facciamo e che faccio anche qui: possibile che non riusciamo, avendo dei dati a disposizione solidi, perché noi stiamo facendo una ricerca che pubblichiamo e non soltanto noi, sta crescendo a livello europeo. Noi abbiamo iniziato 25 anni fa, un po' casualmente diciamo, a occuparci di questo tema a partire dallo spreco, e siamo arrivati diciamo fin qui con una serie di lavori, di dati che portano all'attenzione, che però non c'è di fatto, a partire proprio da un qualcosa che anche banalmente nelle ore pochissime di educazione civica o la cittadinanza nelle scuole, dove si fa anche un pezzettino di agenda ONU, poi faccio fatica a capire quanto possa essere diciamo utile magari nei bambini delle elementari, ma comunque sicuramente è importante questa parte diciamo, di educazione e di formazione, perché poi dopo i bambini vanno a casa, ne parlano con i genitori, quindi ecco, ma sul cibo c'è pochissimo, quasi nulla. Io ho visto anche una parte di alcuni programmi dove ci sono per esempio le denominazioni di origine, le IGP, che io entro in aula, i ragazzi di agraria, quindi voi capite che insomma dovrebbero saperne qualcosa, e gli dico: spiegatemi la differenza fra una DOP, un IGP, un marchio, tutte quelle sigle che voi vedete anche rappresentate sulle etichette. Io stesso non le so, io ve lo dico, se me lo chiedete io non saprei rispondervi qual è la differenza. Poi certo serve identificare un prodotto, l'origine, se per dire quello spec viene da una certa zona, ma il maiale magari viene da un altro posto. Ecco, tutto importante, però rispetto a capire cos'è il cibo, il suo valore, il fatto che ha un impatto a monte la produzione sull'ambiente, sul reddito degli agricoltori, piuttosto che un impatto sulla nostra salute a partire, diciamo, proprio dallo spreco, è totalmente assente. E allora la domanda da farsi è: come chiedere e fare in modo, al di là di tanti bellissimi progetti che le scuole fanno, e non soltanto le scuole, per iniziativa degli insegnanti, dei genitori, dei dirigenti scolastici, ma non c'è una linea guida, un programma che vada, diciamo, dalle elementari, direi, fino all'università. Ma quando i ragazzi arrivano all'università sono già dei consumatori belli formati. È bello discutere, ma qualcosa, diciamo, ti sei perso nel frattempo se non lo fai prima con gli strumenti giusti. E allora cosa abbiamo pensato di fare? Vi cito questa applicazione. Com'è che riusciamo a ingaggiare le persone? Perché in fondo anche Agenda ONU prevede in tutti i suoi obiettivi, target, sotto-obiettivi, se guardate una matrice molto complicata, che peraltro poi ogni anno anche in Italia c'è un'associazione che si chiama ASVIS che fa, diciamo, il punto, peraltro sempre più negativo, perché quegli obiettivi fame zero, spreco meno 50%, povertà zero, cioè diciamo che è così, utopia pura, però diciamo un'utopia che comunque ti mostra una frontiera, un obiettivo, lo devi avere anche se non è oggettivamente raggiungibile. Però come fai a ingaggiare le persone? Se io vi dico, e ve l'ho detto prima, ma ve lo traduco, quel terzo di ciò che si produce a livello globale si spreca, e ve lo trasformo in tonnellate, 1,3 miliardi, mi pare. Cioè, uno dice, deve essere una montagna pazzesca. Come fai a vederti lì dentro? Cioè, come fai a capire? Perché poi il rischio è che dai questi numeri terrificanti, tutti noi percepiamo che c'è un cambiamento, insomma lo percepiamo nel clima, poi è una percezione, magari bisogna andare a vedere i trend, i dati, e insomma quando uno va a vedere i dati del riscaldamento globale, al di là che d'estate fa caldo e l'inverno fa freddo, capisce che la temperatura si è alzata, va a vedere la fusione di ghiacciai e vede, guarda le foto di 50 anni fa, di adesso, e capisce che qualcosa sta succedendo, perché chi nega questo, ecco, diciamo poi negare se supporti con dei dati ovviamente fa parte del gioco, però non mi pare che insomma dei negazionisti cosiddetti sono rimasti veramente in pochissimi.
magari poi anche un modo per essere visibili, per poter intervenire nel dibattito, però qualcosa sta succedendo. E perché non cambia nulla? Io quello che ho percepito, a proposito di percezione anche con le nostre indagini, è che questa cosa è talmente violenta, impattante nelle parole, ma fai fatica a essere coinvolto, perché dici è talmente tanto, come faccio poi io a contribuire in questo 1.300.000.000 di tonnellate, ammesso che uno se le possa figurare, come fai a dire adesso io il mio contributo, ma sarà qualche grammo, 560, 30 kg, cosa vuoi che sia, cioè il mio cambiamento è inutile e ve lo potrei declinare con tanti altri numeri. Allora mi è venuto in mente una cosa molto originale. Io ho un gruppetto di ragazzi giovani che lavorano, bello essere all'università, che tu, bello. Cioè, c'è una cosa che vi dico che è molto così, insomma è un po' angosciante. Io entro in aula ogni anno a metà settembre e dico ragazzi di che anno siete? Come se non lo sapessi. L'ultima volta è del 2001 e già mi prende, perché sono dei vigliacchi, cioè ogni anno loro sono più giovani e io ogni anno sono un anno più vecchio, quindi c'è un'ingiustizia, diciamo, di fondo, il fatto che loro sono più giovani, io un anno in più. Però questo entrare in aula e confrontarsi con persone più giovani ti obbliga anche a non fare la solita didattica frontale, con il PowerPoint, a trovare dei nuovi strumenti per ingaggiarli. Allora ho detto ragazzi facciamo un'app sullo spreco, perché avevo trovato una parola che mi piaceva molto, ma solo questo, sprecometro. Trovavo così un termine molto diciamo esemplificativo, cioè misurare lo spreco. Noi stavamo misurandolo su campioni rappresentativi della popolazione. Fate conto, abbiamo un campione per arrivare a quei 560 grammi di 1.000 persone divise per area geografica, per genere, per professione, cioè panel si chiamano molto scientifici. Lavoriamo peraltro con una società specializzata che fa questo a livello internazionale, quindi è tutto comparabile. Però poi io mi domandavo, ti viene sto dato, hai la media, hai il dato scorporato per area geografica, per classe sociale, per reddito, però come ingaggi le persone? E ho detto dobbiamo fare lo sprecometro, un'app. Tenete presente che io non uso app, solo Google Maps, che mi sembra indispensabile, perché io arrivavo anche sempre nei posti da solo, senza bisogno di app, però adesso mi sono abituato, io da casa mia al dipartimento vado in macchina, non ho altro mezzo e mi fa cambiare strada ogni volta in funzione del traffico. Io quindi cioè, sono addicted, come si dice, però le altre non le uso. Allora ho detto ai ragazzi dobbiamo fare un'app come Google Maps e questi si sono messi a ridere, fai che ci vuole? E io ho detto bene, cominciamo a realizzarlo. Gli ho fatto vedere questo questionario dove arriva i 560 grammi, che è un questionario da 30 minuti, cioè io ti faccio un'intervista su un campione rappresentativo, sto 30 minuti, il tempo è importante, e ti faccio una serie di domande. Ho detto bene, mettiamo nell'app i 30 minuti questionario. Ci sono messi a sghignazzare, ma in un modo che io non capivo. Beh, ci sarà il cloud, puoi mettere 30 minuti. Fa 30 secondi, dico come 30 secondi? Dopo 32 secondi, diciamo, l'utilizzatore va su un'altra app se è troppo lunga. Allora abbiamo fatto tutto un lavoro di riduzione, di compromesso. Io sono passato da 30 a 15 minuti e ridevano. Da 15 minuti a 7 dimezzavo, no? Sembrava un gioco tipo poker, no? Rilancio a ribasso in questo caso. E ridevano finché siamo arrivati a 1 minuto e 20, che è più o meno il tempo di un reel. Non so se avete presente, vi vedo tutti con un account Instagram, vero? No, forse non tutti. Meglio, però il reel è 1 minuto e 29, perché 1 minuto e 30 non ve lo carica più, quindi loro diceva è 1 minuto il tempo di attenzione, poi adesso mi dicono che addirittura è 17 secondi, voi capite che entri in aula, 17 secondi, hai 3 ore davanti a te, è un problema tenerli attenti, sti ragazzi, per 3 ore che non so quanti secondi sono, ma diciamo molti di più di 17. E insomma alla fine siamo riusciti con un criterio scientifico molto ridotto
scaricatela se avete voglia, e questa app vi consente appunto di fare questo mini questionario da 1 minuto e 20, sono 5 domande che però vi diciamo profilano. Tenete presente che l'app non profila, io sono, se mi volete chiedere l'amicizia, poi vi spiego come si fa, perché si può fare anche in gruppo e si potrebbe fare anche il gruppo del museo o degli studenti, è pieno in Italia, ha preso molto devo dire. Io sono il Cavaliere Bianco, se qualcuno vuole entrare nel mio gruppo io sono molto aperto, diciamo, anche perché nel mio gruppo poi non si vede gli altri, si vede l'aggregato, cioè quanto si spreca, ma non vedete me, non vedete gli altri, c'è anche una questione un po' di privacy, diciamo. Però come funziona? Quando tu fai il questionario vedi subito, cioè l'app vede se sei sopra o sotto la media italiana, in questo caso 560 grammi, quindi per dirvi, io sono entrato nel febbraio dell'anno scorso, quando l'abbiamo lanciata, forse perché i ragazzi erano lì che assistevano alla compilazione del questionario, poi si sono messi molto a ridere, io l'ho fatto forse un po' velocemente, oppure era troppo, diciamo, ridotto. Comunque sono entrato come sprecone, cioè con una media più alta. Fra l'altro ci sono messi a ridere prendendomi anche in giro, dicendo, ecco, vedi, tu 20 anni che studi queste cose qua, non sei neanche, diciamo, capace. Però là poi ti consente di scalare, diciamo, la classifica e di ridurre lo spreco, che è l'obiettivo, perché, tornando ad Agenda ONU, che è ben specificata dentro l'app, l'obiettivo che ci dà 12.3, così torniamo al nostro goal 12, consumo e produzione e consumo responsabile, al 12.3, facile anche da ricordare, 1, 2, 3, c'è diciamo, l'obiettivo di ridurre lo spreco del 50%. Allora, noi la campagna, nel dubbio, più di 10 anni fa, ben prima, direi 14, nel 2010 l'abbiamo chiamata Spreco Zero, così ci siamo messi avanti proprio, poi è arrivata Agenda ONU, meno 50%, ottimo, già raggiungere quell'obiettivo non sarebbe male, solo per dirvi gli obiettivi che dobbiamo averli bassi in questo caso. Beh, allora se il mio obiettivo è arrivare al 50% in meno da qui a 2030, sono 6 anni ormai, ma ci vorrà ben qualcuno che ti dica A, ti stai avvicinando, ti stai allontanando, B, come fare o no? Ecco, questo manca ad Agenda ONU, ma in generale, belli sti target, sti goal, li troviamo ovunque rappresentati alle aziende, poi però che qualcuno ti dicesse mi sto avvicinando, mi sto allontanando, ma concretamente. Allora abbiamo provato, questo era il vero, diciamo, obiettivo del nostro lavoro, dell'app, io te lo misuro, adesso vi dico molto velocemente come si fa, e dopodiché tu vai avanti e vedi quanto ti stai avvicinando o eventualmente allontanando e poi ti do gli strumenti per arrivarci. Quindi, faccio un esempio e poi mi fermo su questo, dopo che hai fatto il tuo profilo, entri, vi faccio il mio caso, come sprecone io voglio arrivare a essere parsimonioso e da quel momento inizia il mio diario dello spreco e quindi registro lo spreco, e solo che questa registrazione mi viene fatta con degli strumenti che calcola l'app, che mi dà subito il peso, l'impatto. Quindi entro in quella dinamica enorme delle tonnellate, dei miliardi di tonnellate, ma con proprio il mio contributo, che è minimo in realtà. Mi capita, adesso non prendo l'esempio dello yogurt perché a me non succede, io lo mangio dopo molto. Adesso qui siamo in un'istituzione pubblica, non posso dirvi quanto vado avanti perché non vorrei così che mi imitaste, ma io sono capace veramente di invecchiarlo come se fosse un vino, insomma, per vedere l'effetto che fa. Però la sicurezza alimentare non è un gioco, può anche esserlo, diciamo, dobbiamo stare attenti. Però quindi con lo yogurt non mi succede, però mi può capitare, per dire, che compro un formaggio, io mangio molto formaggio, mi piace molto, i miei colleghi nutrizionisti mi dicono un po' meno, però insomma io poi mi muovo, cerco di trovare un mio equilibrio. Mettete che me lo dimentico, che ammuffisce, che non ho il coltello per togliere la muffa,
getto via 50 grammi, veramente un pezzettino molto piccolo, ecco, io vado sull'app, trovo il formaggio, peraltro ci sono tutti i tipi di formaggi, insomma ci sono tutti gli alimenti, si collega a un database, a 3 database per dire la verità, e ho subito il prezzo medio di quel formaggio, sarà rispetto ai grammi, non so, 4 centesimi, adesso dico a caso, se avete l'app lo potete vedere in diretta, e poi mi misura anche, quindi l'impatto economico, anche l'impronta idrica e quella carbonica per produrre quel formaggio. Ho usato dell'acqua e me la esprime in bottigliette da mezzo litro di acqua minerale, piuttosto che abbiamo prodotto anidride carbonica, CO2 equivalente, complicato anche lì esprimere in chilogrammi, me lo trasforma subito in chilometri di auto che si percorrono producendo quella CO2. Quindi io immediatamente ho il peso di quel minimo spreco di cui non mi accorgo, perché ciò che viene fuori da questo tipo di indagine, a proposito di responsabilità, di consapevolezza, di sostenibilità alla fine, che io non spreco apposta. Cioè non è che butto via il cibo, non me ne accorgo. È qualcosa che, come dire, è uscito dalla mia attenzione. Il cibo c'è, lo posso acquistare, possibilmente anche pagare poco. E anche nei casi dove ho un accesso minore dal punto di vista economico. È uscito proprio dal nostro, non dal nostro lessico, perché ne parliamo anche troppo, ma dalla nostra percezione, dalla nostra consapevolezza. Io non ho trovato ancora nessuno in 20 anni e passa che lavoriamo su questo tema che mi dica butto via del cibo apposta perché lei mi sta sulle scatole. E magari trovi qualche, come si chiama, hater. No, su questo tema no. Tra l'altro a me succede il contrario, delle persone che mi fermano per strada e mi dicono: lei è? Sì, quando apro il frigorifero penso a lei e lo richiudo subito. Ecco, questo è il massimo, diciamo così, che mi viene espresso. Ecco, anni, se lo sapesse il mio rettore, di onorato servizio, no, del ricercatore, vengo riconosciuto per queste cose. Ho messo un post-it con la sua immagine sul frigo. Vabbè, ecco, ma io è lì che voglio intervenire, farti capire sostanzialmente che anche questo minimo gesto ha un impatto, a partire poi dal tuo portafoglio, perché è quello che ti prende di più. Perché dirlo dal punto di vista ambientale ho visto che colpisce, ma fino a un certo punto. Però se ti dico che alla fine dell'anno getti via 400 euro, che a monte sono altri 800 di capitale naturale, che a valle sono altri 100 di tassa sui rifiuti, ho detto a caso, così per avere adesso dei riferimenti, non prendeteli alla lettera, anche se sono stati scritti qui, è semplicemente per dire che questa cosa ha un impatto su di me e anche, diciamo, sugli altri. Se poi penso anche che in realtà non sprecando, magari mangio anche meglio perché sto più attento a cosa acquisto, a cosa cucino, poi potrei ottenere anche un altro obiettivo, non solo di non sprecare dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo, come dicevamo prima, ma anche poi ad avere più attenzione a una dieta sana e sostenibile, a una dieta che magari potrebbe essere nel nostro, diciamo, territorio molto largo, una dieta mediterranea. E l'app infatti poi cosa fa? Mi porta a dei contenuti, e torno all'educazione alimentare, all'educazione ambientale, all'educazione alla sostenibilità, e se andate, diciamo, nella parte dei contenuti, c'è un corso che stiamo costruendo con tanti esperti di educazione alimentare, per dire la domanda che mi fanno in tanti, non fatemela perché non vi rispondo più, vi dico andate sull'app, che differenza c'è fra nell'etichetta di un alimento fra da consumarsi entro e preferibilmente entro? Preferibilmente entro, quanto in là posso andare, per dire, piuttosto che il frigorifero, ma dove devo mettere i prodotti, la lista della spesa, la ricetta che recupera i prodotti. Insomma, c'è un indice di un libro virtuale, diciamo, fra video, schede, rimandi, tutti certificati dal punto di vista scientifico, per dire la parte
sulla nutrizione umana è fatta dai nutrizionisti dello Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, quello di Veronesi per intenderci. Cioè, è a marchio loro, lo fanno loro assieme a noi, ma c'è tutta una parte legata all'educazione alimentare curata da Slow Food e tanti altri, insomma, se andate sull'app. Ecco, questo è il senso, far capire in questo quadro così bello, articolato, a matrice dell'agenda ONU, che anche tu conti. E infatti, chiudo su questo, la cosa divertente, sempre realizzata da questo gruppetto di giovani nerd, hanno detto, vabbè, però questa cosa si può fare anche in gruppo. Ho detto, in che senso in gruppo? Ma tipo un gruppo di WhatsApp, già hanno cominciato a capire un po' meglio. Quindi tu fai questo esercizio da solo, poi lo vedi tu, ma puoi farlo come aggregato. E abbiamo iniziato a lanciarlo nelle scuole. Devo dire che poi la sperimentazione 2 anni fa l'abbiamo fatta con i licei TRED. Avete presente i nuovi licei quadriennale sulla transizione ecologica e digitale, TRED. Insomma, adesso ormai tutti i licei cominciano ad essere quadriennali. E abbiamo fatto una sperimentazione in tutta Italia con delle classi e c'era la prima D perché iniziavano, quindi erano le prime dei licei che ci hanno aiutato molto a tarare, diciamo, tutta l'app, la parte chiamiamola tecnologica, criticando, diciamo, come era stata impostata. E la cosa molto interessante che è venuta fuori che, diciamo, gli insegnanti, adesso ci sono tante classi in tutta Italia che la stanno usando, lo fanno in modo autonomo, cioè hai l'applicazione, fai il gruppo quinta D del liceo Fermi di Udine, che probabilmente non esiste, ma non ha importanza, e l'app è con un linguaggio di contenuti medio, scientificamente solido, ma non è per specialisti. Gli insegnanti li adattano e fanno gli esercizi con gli studenti e gli studenti della quinta D registrano gli sprechi, vedono gli impatti, guardano i contenuti, li commentano con gli insegnanti, al liceo con un linguaggio, alle medie con un altro, lo fanno anche alle elementari, ovviamente gli insegnanti, non direttamente gli studenti, i bambini che non hanno un cellulare. E la cosa poi funziona perché in realtà vanno a casa. In molti casi dobbiamo dire che il tema, diciamo, e le soluzioni sono i ragazzi che li portano ai genitori. E questo un po' è successo già con i progetti in cui avevo partecipato di raccolta differenziata. Ecco, questo è un po' diciamo il modo che abbiamo, poi lo fanno i comuni, adesso lo proporrò all'assessore e anche al sindaco che conosco bene essendo stato rettore dell'Università di Udine, ci siamo incrociati più volte, potrebbe esserci il gruppo della città di Udine, come c'è Bologna, come c'è Napoli, i cittadini lo fanno volontariamente, si aggregano e alla fine si vede il dato di quanto diminuisce l'impatto, diciamo, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista idrico e carbonico dello spreco e quanto poi ognuno di noi dà quel piccolo contributo, quanto conta. Poi alla fine, così, idealmente, se tutti gli italiani scaricassero l'app e facessero questo esercizio, vedremmo quanto siamo distanti e se ci arriviamo all'obiettivo dell'agenda ONU per lo sviluppo sostenibile che ci dice, vedremo il 31 dicembre del 2030, se questa è la data, se effettivamente avremmo raggiunto una diminuzione del 50% o no, altrimenti, lo dico così anche agli studenti, sono chiacchiere. Bello parlare, anch'io parlo, vado in giro, racconto queste cose, però se poi non hai quel minimo di incidenza e diciamo usi in questo caso la scienza per i risultati che ti dà e anche per gli strumenti che trova, è come dire, veramente uno spreco. Penso che questo sia il peggiore spreco, perché noi le cose le sappiamo, l'innovazione continua nella raccolta dei dati, negli strumenti, nelle misure di politica che si possono, diciamo, adottare per contenere lo spreco e adottare una dieta sana e sostenibile, c'è già tutto e ci sarà molto di più perché la scienza va avanti e rimane lì. Siamo così circondati da fake, da
da notizie, da cose che ci confondono, alla fine perdiamo, diciamo, l'essenza del cibo. E anche, e così do una parola non critica, ma critica costruttiva, perché l'innovazione cioè, il vento non si ferma con le mani, quindi dobbiamo andare in quella direzione, ma sul cibo credo che ancora più che l'intelligenza, diciamo, artificiale, possiamo divertirci di chiedere a chat piuttosto che a Google o anche all'app Sprecometro, ma valga di più la nostra intelligenza alimentare, cioè quella cultura, quell'esperienza che viene anche da una storia che abbiamo tutti, non soltanto noi che viviamo in quest'area del paese, ma in generale, e che ci aiuta a capire questa intelligenza attraverso l'educazione alimentare, che il cibo ha valore, anzi ne ha tanti di valore. Ha un valore nutrizionale, quindi parliamo di alimentazione, un valore sociale, pensate alle relazioni, alla convivialità, un valore economico, pensate al contadino, all'agricoltore che produce e vuole vendere, all'esportazione, ha un valore ambientale, l'impatto che ha la produzione agricola su una salute un po' più grande che è l'ambiente, quindi sono tutti temi collegati. È un po' come se ce li siamo persi negli ultimi, penso, 50 anni, forse questo è un po' storicamente, ma è un lavoro che ancora va dimostrato. Forse qualcuno di voi ricorderà, adesso vi guardo, ma c'è sempre qualcuno che si faceva l'educazione, anzi si chiamava economia domestica. Ecco, io diciamo più o meno sono nato nel periodo in cui l'economia domestica è stata sostituita dall'educazione tecnica e aveva un senso questa sostituzione. Nell'economia domestica io mi sono guardato i manuali e ho parlato anche con qualche persona, donne essenzialmente, perché si insegnava alle medie e alle femminili, però c'era la cura della casa, quindi non soltanto cos'è un alimento, come si conserva, come si cucina quello che avanza, ma per dire, io ho imparato lì che il coltello e la forchetta vanno in una posizione, i bicchieri, quello grande e quello piccolo. Non dico che mi sono messo a studiare il rammendo, questo non l'ho fatto, diciamo, però ecco, è come se da allora questo gene, diciamo, dell'intelligenza alimentare, guardando appunto al cibo e all'alimentazione, l'avessimo perso, avessimo subito un po' una modificazione genetica, diciamo, dove appunto il cibo c'è, deve costare poco, lo possiamo rottamare, lo possiamo sostituire, invece così non è. Proviamo attraverso un po' la nostra esperienza e magari divulgando, diciamo, questa intelligenza alimentare anche agli altri, a provare, chissà, forse anche l'app Sprecometro è uno strumento utile ad arrivare veramente a raggiungere questo obiettivo, meno 50%. Io, guardando i dati, è assolutamente alla nostra portata. Magari ci ritroviamo qui fra 7 anni, 6 anni e qualcosa, con tutto ristrutturato, un museo della scienza grandissimo, con una parte dedicata anche al cibo, io spero, piccola ma ci deve essere, e magari festeggeremo che avremo ridotto del 50% lo spazio.